tutti gli hub della regione nel weekend sino alle 22 si potranno vaccinare senza prenotazioni tutti i cittadini nel target AstraZeneca. L'obiettivo è riaprire a maggio, le isole spingono per diventare Covid-free, ma è polemica. Il sindaco premia la Guardia di Finanza, gran lavoro della polizia sulla 640. Favara stracolma di rifiuti, netturbini non lavorano da 2 settimane perché attendono 4 mensilità arretrate. Il prefetto convoca comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In Sicilia c'è un clima di paura immotivato, bisogna neutralizzarlo. Open day in tutti gli hub nel weekend fino alle 22. Si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini nel target AstraZeneca a partire da 60 anni d'età. C'è il servizio. In Sicilia la morte dei 5 concittadini dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca ha creato una psicosi, c'è un clima di paura immotivato, bisogna neutralizzarlo. Queste le parole del governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Nell'isola c'è l'80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca, su 100 persone 80 dicono no. È naturale, ha aggiunto Musumeci, che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiamo il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi. Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c'è una sola soluzione: immunizzare la comunità siciliana, sottoporla a vaccino, ed è quello di cui ci stiamo occupando. Non possiamo far prevalere i timori dimenticando il valore strategico della vaccinazione. Ho dato a disposizione all'assessorato della salute, prosegue Musumeci, di promuovere un'iniziativa straordinaria per un open day di tutti gli hub e in tutte le principali sedi di vaccinazione. Venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 22 si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini nel target AstraZeneca, a partire da 60 anni di età. Non è etico tenere bloccate quasi 100.000 dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni. Chiedo la collaborazione di tutti, dagli ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura, conclude il presidente della regione. Riaperture, cene al ristorante da maggio, ma all'aperto. Il comitato tecnico scientifico studia la ripartenza nelle zone gialle. Lello Casesa. Maggio sarà il mese delle riaperture, lo ha dichiarato la ministra Gelmini in occasione di una sua visita istituzionale. Il 20 aprile avremo un Consiglio dei Ministri per valutare le possibili aperture sulla base dei contagi e del piano vaccinale, ma sarà maggio il mese della ripartenza. Tutti i ministeri sono al lavoro per predisporre protocolli per ripartire. In questa settimana il governo varerà un provvedimento per le attività economiche a favore dei bar, ristoranti, palestre e l'intero settore del turismo. E il ministro Speranza, ministro della Salute, parla dell'estate prossima ed esprime un leggero ottimismo. Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, quest'estate potremmo avere molte più libertà. Indica poi 2 novità in arrivo: richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più a 21 e 28, e la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi residue. La priorità adesso restano le persone sopra gli 80 e poi quelle tra i 70 e gli 80. L'idea di creare isole Covid-free divide l'Italia. Vediamo. Le isole Covid-free aperte ai turisti diventano terreno di scontro politico a livello nazionale. La bomba era stata già lanciata da Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, su Facebook, che lanciava un appello al ministro del turismo Garavaglia. Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di isole Covid-free. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre, diceva. La risposta però è arrivata via TV a Sky TG24 dal governatore siciliano Nello Musumeci. Qui nessuno cerca privilegi, ma chiediamo di poter verificare su scala nazionale dove è possibile intervenire per mettere al sicuro chi affronta disagi enormi. La verità è che il sistema è andato in tilt, aspettiamo centinaia di migliaia di vaccini promessi, un'attesa estenuante.
C'è una disastrosa paralisi. Musumeci poi ha aggiunto: tutte le regioni che hanno isole sostengono la tesi Covid-free per la consapevolezza di mettere così al sicuro almeno una piccola fascia di popolazione. Se Roma ritiene di no, ci allineeremo, ha concluso, perché non vogliamo apparire tra quelli che fanno fughe in avanti. In realtà nel corso poi della mattinata di ieri gli interventi politici e le polemiche sull'argomento erano state assai diverse. Lo stesso Massimo Garavaglia si è espresso favorevolmente sulle isole Covid-free. Si può fare ed è anche opportuno farlo. Secondo il ministro leghista, infatti, bisogna essere molto prudenti, ma non vuol dire che non si deve programmare. In linea di massima ad essere contrari sono i governatori delle regioni settentrionali. All'appello di Bonaccini si è unito infatti quello del presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Federiga. In questo momento, proprio per le difficoltà che stiamo vivendo, dobbiamo dimostrare a tutti i cittadini di questo paese che c'è equità. È utile usare le stesse regole dappertutto, perché più riusciamo a tenere una situazione trasparente, più il paese resterà unito. Se invece alimentiamo differenziazioni, le tensioni sociali aumentano. E allo stesso modo la pensa il collega del Veneto. Sono a favore delle isole Covid-free, la nostra si chiama Veneto. Al partito dei favorevoli si iscrivono dalla parte opposta della penisola. Ci va giù pesante il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La Campania andrà quindi avanti e non chiederà l'autorizzazione a nessuno, né a Roma, né a Bruxelles, né alle Nazioni Unite, non solo le isole minori. Noi siamo fortemente favorevoli alla trasformazione dell'intera Sicilia, parimenti la Sardegna, in isola Covid-free, lo dice l'assessore al turismo della regione siciliana Maglio Messina. E quello che ha chiesto a Roma, aggiunge lo stesso presidente Musumeci, e ci auguriamo quanto prima che il governo nazionale ci metta nelle condizioni di realizzare ciò. La Sicilia è una terra fortissima, vocazione turistica, sono migliaia di posti di lavoro nel settore, e riuscire a favorire un rilancio nel comparto per l'estate 2021 è per noi prioritario. Sul rifiuto di Roma rispetto all'ipotesi di isole minori Covid-free, Musumeci si chiede perché penalizzare comunità di 300-400 abitanti. Qui nessuno vuole fare il primo della classe, ma se a Lampedusa sbarcano centinaia di migranti su 7.000 abitanti, perché dobbiamo costringere quella popolazione ad aspettare luglio e settembre, quando può essere messa al sicuro in tempi rapidi? Intanto a bucciare l'ipotesi delle isole Covid-free e anche il sottosegretario al turismo. Non credo siano utili fughe in avanti in questo momento, credo che anche i cittadini farebbero fatica a comprenderlo. Noi lavoriamo ogni giorno per arrivare ad un paese Covid-free. Resto davvero stupito di fronte alle parole del presidente Bonaccini, che parla di privilegi riferendosi alla proposta di vaccinare i cittadini delle isole minori, dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. Forse qualcuno non si rende conto di cosa significa ammalarsi di Covid in una piccola isola nella quale non c'è un ospedale, non c'è una sala di rianimazione. Se hai un problema di salute non chiami l'ambulanza, come succede a Bologna, devi chiamare un elicottero. Così Martello replica a distanza al presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Spero che il presidente Bonaccini possa venire al più presto a visitare Lampedusa, conclude ancora Totò Martello, così potrà rendersi conto di cosa significa vivere l'emergenza Covid in un'isola al centro del Mediterraneo, che oltre ad affrontare tutte le difficoltà delle isole minori è anche un territorio di frontiera. Più del 10% dei contagi nazionali è in Sicilia, sono infatti 1110 sui 9789 in Italia nuovi casi individuati sull'isola a fronte di 38.058 tamponi processati. Quello siciliano è però il più alto numero di test effettuato nelle ultime 24 ore di tutte le altre regioni. Infatti il tasso di positività scende al 2,9%. Il bollettino dell'ASP di Agrigento segna più 17 nuovi positivi in provincia e 3 morti tra Cianciana, Sciacca e Montallegro. Lavorare per il nord stando al sud. La pandemia genera il south working, la nuova frontiera dello smart working in Italia. C'è il servizio.
Si tratta di cose diverse che hanno però un denominatore comune: lavorare in un luogo che non sia l'ufficio. Home working e soft working sono due declinazioni dello smart working, ovvero del cosiddetto lavoro agile, ma non vanno confuse tra loro né con il termine generale smart working, appunto, che le racchiude in sé. Sul sito del governo si legge: il concetto di lavoro agile o smart working ricomprende molteplici aspetti, si passa dalla flessibilità dell'orario e del luogo della prestazione lavorativa fino a forme di welfare aziendale per facilitare i lavoratori genitori o impegnati in forme di assistenza parentale. Con la legge numero 81 2017 c'è per la prima volta un quadro normativo definito. La norma fornisce una definizione del lavoro agile nell'ambito del lavoro subordinato, che comprende tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibile rispetto all'orario e al luogo. C'è da dire che il lavoro agile nasce per modernizzare l'organizzazione del lavoro e serve ai lavoratori per conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale. Essere smart, in fondo, è questo: significa essere dinamici, veloci, capaci, attivi, brillanti nel delineare criticità e duri nodi da sciogliere. Ci serviamo delle riflessioni avanzate da Rossella Cappetta, docente di management e tecnologia all'Università Bocconi di Milano, che ritiene questo mondo lavorativo da remoto e tecnologico deleterio per imprese dipendenti, perché determina isolamento sociale, maggiori costi di organizzazione e minore produttività. Secondo l'esperta, il lavoro agile non è sempre negativo, a patto che sia limitato nel tempo e nelle mansioni. In quest'ultimo anno, soprattutto a causa della pandemia, il numero di chi lavora da casa è aumentato in maniera esponenziale. Sono circa 50.000 lavoratori italiani che non vanno in ufficio e gran parte ha deciso di scegliere luoghi per lavorare che solitamente sono associati alle vacanze, come piccoli borghi, spiagge, città del sud, paesi di montagna che si sono ripopolati, ed è proprio questo fenomeno in particolare ad essere chiamato soft working. Le imprese moderne sono nate per affrontare situazioni di grande complessità, spiega in un'intervista a Business Insider. Questo vuol dire che danno il massimo e generano valore solo in questa condizione, che non si verifica se i suoi dipendenti operano da remoto. Solo un pezzo del coordinamento può essere effettuato a distanza, specifica ancora la docente. Inoltre, non è pensabile abbandonare del tutto l'ufficio. L'ideale sarebbe creare un equilibrio che consenta di stare a casa 2 giorni e in azienda i restanti 3. Questa forma di flessibilità può essere sostenibile adesso, in piena pandemia, ma non è ipotizzabile nel futuro, cosa che invece lo sarebbe. Non è possibile amministrare a distanza il 100% del lavoro. Secondo la docente, nel caso dei liberi professionisti il discorso cambia. Infatti i lavoratori autonomi potrebbero trovare nel soft working un bilanciamento fra vita professionale e vita privata. Secondo i dati presentati a novembre 2020 da Swimez, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, basati su un'indagine affidata a Data Mining, che ha raccolto le informazioni su 150 grandi imprese dall'inizio dell'emergenza sanitaria in primavera. Sono 45.000 lavoratori di aziende del centro-nord e smart working dal sud. Ma com'è nata l'idea del soft working? Il nome del fenomeno deriva dall'associazione no profit Soft Working Lavorare del Sud, fondata dalla ricercatrice palermitana Elena Militello. L'organizzazione punta proprio al sostegno di questa modalità di lavoro. Gli obiettivi dell'associazione sono creare un network di supporto agli smart worker, promuovendo lo stile di vita basato sul soft working, lo sviluppo di idonee condizioni nelle regioni del sud per lavorare al meglio, proprio come se si fosse in sede, mantenendo alti livelli di produttività. Le aziende risparmierebbero i costi di affitto, ma quelli necessari per organizzare il lavoro a distanza sarebbero maggiori, specifica. Da una ricerca dell'associazione basata su un campione di circa 2.000 lavoratori è emerso che l'85% delle persone, se potesse, vivrebbe al sud mantenendo la propria occupazione smart working. La maggiore flessibilità e autonomia nella scelta dell'orario di lavoro e dello spazio in cui svolgere le proprie mansioni consente in generale di aumentare la propria produttività, anche per il senso di maggiore responsabilità che si percepisce nel lavorare lontani dalla sede fisica dell'azienda. Ma di contro c'è un dato, e che è innegabile: l'azienda rimane decentrata, depolarizzata, ed il nord, che delle aziende nel padre, potrebbe trovarsi in una cronica sofferenza di personale. Così sarebbe se il soft working dovesse rimanere realtà permanente. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, si è attivata a fronte della grave emergenza rifiuti
che attanaglia a Favara, dove cumuli di spazzatura giacciono ovunque. Sono spesso incendiati a causa dello sciopero dei netturbini che si protrae ormai da 2 settimane. Gli operatori ecologici non ricevono lo stipendio da 4 mesi. Il prefetto Cocciufa ha riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per intensificare i controlli e domani mercoledì incontrerà i sindacati di categoria affinché intercedano con i lavoratori per una soluzione tampone alla crisi. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè plaude degli agenti della Guardia di Finanza. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Consegnati stamani 3 targhe di riconoscimento dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè a 2 agenti della Guardia di Finanza e al comando provinciale, che con grande esempio autentico di solidarietà e altruismo per il generoso sostegno hanno svolto verso i più deboli. Sono lusingato di essere qui con la Guardia di Finanza, sia col comandante ma con 2 ragazzi che dobbiamo oggi dare un encomio. Il loro operato nel periodo della pandemia, nel periodo anche natalizio, è stato grande. E capite bene che le forze dell'ordine in questo momento ci stanno vicino ai cittadini e sono per noi una risorsa. I 2 ragazzi hanno aiutato una persona anziana sola a casa, senza cibo, senza medicine. Penso che non è da tutti un comportamento così emblematico di solidarietà, non tanto perché forse facevano parte delle forze dell'ordine e fanno parte delle forze dell'ordine, ma proprio per uno spirito di solidarietà, di amore verso i propri concittadini. Questo è un momento importante, quindi elogiarli qui davanti anche davanti ai loro superiori, davanti anche qui all'interno del Palazzo di Città, secondo me è un atto fondamentale per dimostrare a tutti quanto vicini ci stanno le forze dell'ordine. Le targhe sono andate agli agenti Giampaolo Mascara e Paolo Caci per il gesto fatto verso un anziano agrigentino che nel giorno di Capodanno si trovava in difficoltà e i 2 finanzieri lo hanno aiutato prestandogli soccorso e quanto necessitava. Il comandante provinciale Lopane della Guardia di Finanza al termine della manifestazione ha fatto anche un omaggio al sindaco raffigurando una statuetta in ceramica di un finanziere in divisa. Ringrazio il signor Sindaco per questa iniziativa che ha voluto dedicare alla Guardia di Finanza, che spesso fa un lavoro oscuro, silenzioso, un lavoro rivolto alla collettività e raramente al singolo individuo. Il signor Sindaco ha ritenuto di dover dare luce a questo nostro lavoro e di questo gli siamo molto grati e apprezziamo la vicinanza dell'amministrazione comunale alla nostra istituzione, che chiaramente è al servizio del cittadino. L'occasione in realtà è stata quella di voler dare un riconoscimento a dei miei collaboratori, dei miei militari, che si sono distinti non solo e non tanto per, diciamo così, attività professionali, per valori legati alla militarità, ma per valori umani, perché nel corso di un servizio di istituto, in un giorno festivo, hanno raccolto il grido di aiuto di un cittadino, si sono offerti di aiutarlo, fino anche a volergli fargli condividere la giornata festiva in un ristorante a spese loro, perché era indigente. Questo prescinde dai valori militari. A questi ragazzi non verrà dato un premio per la loro attività perché rientra nei loro lavori, ma dimostra una grande umanità, un valore assoluto che l'amministrazione comunale, da noi interessata della questione evidentemente per ragioni di assistenza sociale, ha voluto riconoscere con questo premio. Intensi controlli sulla 640 da parte della polizia. Eugenio Cairone. Controlli straordinari, quelli effettuati ieri dagli agenti della Questura di Agrigento sulla 640. I posti di blocco della Polizia di Stato hanno causato delle lunghe code di auto e mezzi pesanti. Le immagini si riferiscono ai controlli effettuati ieri pomeriggio in direzione sud, nei pressi del distributore Erg.
C'è da dire che in quel punto la circolazione è rallentata per la presenza dell'auto Velox, che si sta dimostrando assai efficace nel tratto della nuova 640 a ridosso della rotonda degli Scrittori, teatro di diversi incidenti anche mortali, probabilmente causati dall'alta velocità e dal mancato rispetto dello stop. L'operazione della polizia ieri ha impegnato diverse pattuglie. La coda, che ha interessato anche la bretella di accesso per gli automobilisti provenienti dalla zona nord, in un primo momento ha fatto temere qualche altro incidente. Le telecamere di TVA nella sede di Futura, scuola di arti e mestieri che opera da anni nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, sviluppando e potenziando conoscenze e abilità finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale dell'Istituto Futura, che dà l'opportunità ai giovani in obbligo scolastico di scegliere tra la figura di operatore del benessere, acconciatore ed estetica, o come operatore della produzione alimentare, a quello di riparazione di veicoli a motore e carrozzeria, o nel settore elettrico. I corsi sono gratuiti, con stage in aziende, certificazione con attestato di qualifica professionale al 3° anno e diploma di tecnico professionale al 4°, una vera opportunità nel campo del lavoro per il proprio futuro. Allora, la Scuola Futura è una scuola di formazione professionale aperta ai ragazzi che è in uscita dalla scuola media. È una scuola professionale perché accanto alle materie propedeutiche che si fanno, diciamo, in tutte le scuole superiori, accanto a queste materie sono previsti degli insegnamenti pratici a seconda del percorso scelto. La scuola prevede il conseguimento al superamento di un esame di 3° anno della qualifica professionale e al superamento dell'esame di 4° anno un diploma tecnico. In questo momento sono aperte tutte le iscrizioni per i ragazzi che quest'anno conseguiranno la licenza media, quindi invitiamo tutti i ragazzi a venirci a trovare, siamo in via Dante numero 111 per venirsi ad iscrivere. Sono aperte anche le iscrizioni per il 4° anno, per cui tutti i ragazzi che hanno meno di 23 anni e che hanno già conseguito una qualifica professionale, quindi hanno un attestato appunto di qualifica, possono venirsi a iscrivere per frequentare il 4° anno nell'ambito dell'avviso 40 e conseguire il diploma tecnico qui da noi. La nostra è una scuola di mestieri, ma non a caso viene fatto il corso di agroalimentare, parruccheria, meccanico, estetica. Ai ragazzi viene dato veramente la possibilità di mettersi nel mondo del lavoro, dando loro veramente la possibilità di spendersi e uscire fuori i propri talenti, perché a volte magari tutti vogliono andare in un liceo, che ben venga, però la nostra scuola noi teniamo sempre a dare una formazione globale, perché insieme alle materie prettamente professionalizzanti che sono agroalimentari, parruccheria e quant'altro, i ragazzi ci si fanno tutte le materie: italiano, storia, inglese, religione. Qua abbiamo tutti i professori qualificati che si spendono veramente per i ragazzi. E in più noi che cosa facciamo? I ragazzi vengono seguiti, veramente c'è anche l'ascolto, perché ogni ragazzo ha una problematica e vengono seguiti uno per uno, non sono dei numeri, assolutamente. Quindi dico, veniteci a trovare, vi facciamo vedere i nostri percorsi, vi facciamo vedere i laboratori, vi facciamo parlare con i colleghi e tutto. I ragazzi che hanno interesse e che sicuramente, ed è una cosa importante secondo me per loro, avere anche questa possibilità di
di percorso formativo. Io quindi sono l'insegnante di agroalimentare, i ragazzi acquisiranno le competenze per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda la panificazione, la pasticceria e anche la trasformazione alimentare. Quindi non solo andranno a conoscere i prodotti, quindi che abbiamo soprattutto qui in provincia di Agrigento, ma andranno ad acquisire quindi le competenze nelle tecniche di cottura, negli impasti per quanto riguarda la panificazione e naturalmente anche quello che è la pasticceria, il mondo della pasticceria. Docente di italiano e fiera di far parte di questo corpo docenti perché Futura è una scuola al passo con i tempi. Infatti ai ragazzi, oltre ad acquisire le competenze del mestiere che sceglieranno di svolgere, vengono forniti a questi ragazzi anche gli strumenti per le competenze chiave nelle materie umanistiche come italiano, storia e geografia, attraverso lezioni interattive e multimediali, attraverso lavori di gruppo e metodologie all'avanguardia. In questa scuola vengono anche svolti dei bellissimi lavori di gruppo come questo che prevede, questo è un compensato di polisterolo ricoperto da pasta di sale dipinto, poi verranno collocati su questa Sicilia fatta interamente dai ragazzi a mano, verranno collocati dei simboli della nostra tradizione, della culinaria, anche identificativi del territorio, un progetto fatto insieme con la docente di cucina, di agroalimentare, che ha stimolato i ragazzi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Immagini della città di Agrigento con descrizioni in lingua cinese. Il video sarà parte di una manifestazione fieristica sul web, un evento rivolto a sviluppare opportunità nei rapporti commerciali tra Italia e il continente asiatico. Arturo Cantella. Il comune di Agrigento ha partecipato all'evento svoltosi online denominato Belt and Road Exhibition 2021, uno dei momenti più importanti che si svolgono solo via web, rivolto ai rapporti commerciali tra l'Italia e il continente asiatico, interessati a sviluppare opportunità di scambi culturali, commerciali e turistici, un buon viatico in attesa che passi il Covid-19 con l'attuale pandemia e che le risorse turistiche e il turismo possano riprendere come un tempo. Abbiamo l'obbligo, l'onere e l'onore di traghettare la nostra città da un punto di vista turistico proprio nel momento stesso in cui la pandemia allenterà la sua presa e quindi si potrà ricominciare a viaggiare. Purtroppo ancora oggi le restrizioni ci impongono la massima attenzione e naturalmente la questione sanitaria è prioritaria, ma noi siamo pronti per farci appunto trovare pronti il gioco di parole quando i turisti ricominceranno ad affollare la nostra città. Abbiamo individuato dei percorsi particolari all'interno del centro storico di Agrigento dove contiamo appunto quest'estate di realizzare delle attività di intrattenimento non soltanto per i turisti ma anche per i cittadini di Agrigento, così come stiamo sviluppando una rete insieme agli altri assessori al turismo della fascia costiera per creare un brand nel momento estivo, quindi durante la stagione estiva, che possa essere identificativo appunto nei mercati internazionali. C'è anche la partecipazione a una borsa virtuale? Sì, abbiamo partecipato a una borsa virtuale che praticamente mette in rete quelle che sono le aziende italiane con quelle del mondo asiatico, specialmente della Cina. Abbiamo trovato questa opportunità grazie a Discovery Place, che è un'agenzia romana che favorisce questi rapporti e quindi ci ha dato la possibilità di essere presenti in questa fiera virtuale. Sono dei dati ancora purtroppo sconfortanti. Più crescono il numero delle persone che si sottopongono al vaccino, più ovviamente di conseguenza crescono a pari passo le prenotazioni. Noi stiamo avendo delle prenotazioni di gente che prima di prenotare dichiara di essersi vaccinata. Non ci aspettiamo una stagione come quella dell'anno scorso, improvvisata, che è esplosa nell'ultimo momento, confusione più totale che soltanto nel mese di agosto. Tutti gli altri mesi sono stati praticamente azzerati. Si è cominciato a metà luglio, da quando le direttive del governo si sono un po' ammorbidite. Quello che stiamo notando adesso sono le prenotazioni verso
settembre di turisti stranieri, Germania, anche Inghilterra, che essendo appunto avanti con le vaccinazioni, soprattutto l'Inghilterra, trovano appunto sicurezza nel poter pianificare anche una vacanza in questo periodo. Per adesso il mese di giugno ancora vive di un'incertezza troppo profonda purtroppo per fare delle analisi. Stiamo cercando il più possibile di pianificare quantomeno alcuni capisaldi della stagione turistica. Si auspica appunto una ZTL fatta ovviamente in forma intelligente e che non tagli le gambe a nessun tipo di attività. Se ancora le direttive sui trasporti urbani sono quelle che sono, diciamo, poter organizzare con i bus in navetta a pieno carico e non poter fare appunto questo servizio, ciò vuol dire appunto non poter fare una ZTL come 2 anni fa, anche se 2 anni fa è stata una ZTL che almeno dal nostro punto di vista è stato un volano. Magari ha influito la miniserie TV sulle prenotazioni poche finora, secondo voi? Mi piace questa domanda perché quasi volevo che me la facessi. Parlare del territorio della Sicilia occidentale è sempre pubblicità. Quindi anche se io ho letto delle polemiche diciamo quasi futili, inutili, il perché il nome di Castellammare è stato storpiato in Castelluzzo dal Golfo, il perché alcune scene sono state girate a Macari invece a Scopello, ricordo a tutti che è una fiction, se no sarebbe stato appunto un documentario, e quindi andarsi a soffermare su questo non mi sembra proprio il nodo centrale. La cosa importante è che si parla finalmente della Sicilia occidentale e tantissimi turisti stanno scoprendo questa parte della Sicilia che era sconosciuta. Chi ti ha chiamato fino ad ora ha chiesto di Macari, ha saputo della Sicilia occidentale attraverso Macari? So di alcuni colleghi o amici più che altro albergatori che nella zona di Scopello hanno ricevuto prenotazioni proprio perché Scopello spuntava nelle riprese di questo telefilm, quindi ben venga Macari e ben vengano tutte le produzioni cinematografiche della Sicilia occidentale. Ad agosto sicuramente, pandemia permettendo e con diciamo avvicinarsi più a un numero maggiore di persone vaccinate, ad agosto sicuramente lavoreremo e sicuramente lavoreremo anche con un turismo diciamo europeo quantomeno, non dico internazionale, non dico americano, non dico russo, però quantomeno europeo. Voglio incoraggiare tutti quelli che esercitano questa tipologia di affitto breve ad associarsi e ora più che mai ad adempiere a tutti quegli obblighi di legge che nascono in quanto tale per eseguire questa attività in modo legale, perché purtroppo ancora a Castellammare sono tante quelle realtà private che rimangono sommerse e non vengono fuori, e questo è un dato che va a svantaggio di Castellammare e ora più che mai in tempo di pandemia è importantissimo. Giubileo del centenario della fondazione della Basilica di Sant'Antonio a Messina. Il servizio. Abbiamo voluto organizzare questo giubileo proprio per dare un segnale dopo 13 mesi di sofferenza a causa della pandemia, ecco, questo segnale di rinascita della nostra città, perché il giubileo indica gioia, indica ricordo, commemorazione. Per questo ecco, abbiamo organizzato degli eventi perché ciascuno di noi possa fare memoria di quella che è stata la storia della nostra città attraverso anche la Basilica di Sant'Antonio, che è sorta proprio nel 1921 ad opera del nostro carissimo Sant'Annibale Maria di Francia. Sì, la pandemia non deve bloccare i nostri cuori, non deve bloccare il nostro entusiasmo, ma deve anche immettere in noi quella voglia di ripartire, di ripartire. Il Giubileo è la speranza della rinascita, l'abbiamo chiamato proprio così. C'è molta responsabilità in noi sacerdoti, ma anche nei fedeli che giungono nella nostra basilica perché insomma si rispettino i protocolli. Ma non dobbiamo avere paura, la paura la dobbiamo lasciare a casa. Il Signore è risorto e la paura l'ha sconfitta definitivamente. Per un intero anno, fino all'aprile del 2022, si potrà venire in pellegrinaggio e lucrare l'indulgenza plenaria per i propri peccati. Il carisma di Sant'Annibale è sempre vivo ed è vivo a maggior ragione in questi tempi di pandemia, proprio perché stiamo vivendo questa situazione di sofferenza e di depressione così generale con la disoccupazione che sta aumentando,
con le tante restrizioni, tanta gente davvero non riesce ad andare avanti. Qui al nostro santuario ormai bussano decine e decine di persone, quindi noi parliamo con la carità. Questo è il nostro medaglione proprio più grande che abbiamo nel santuario, la carità. Quindi noi dobbiamo, come religiosi, come sacerdoti, pensare al futuro, pensare ad una rinascita, ma senza perdere la meta, che è il Signore, che è la preghiera e che è anche l'opera fattiva con la carità. Quindi la mensa, le altre attività che abbiamo sicuramente saranno un punto di riferimento per venire incontro alle tantissime persone che si troveranno in difficoltà a causa della pandemia. Quindi ci siamo come religiosi e continueremo a esserci per la città. La città naturalmente deve fare uno sforzo a rialzarsi, come fu allora il terremoto del 1908, che la Basilica nacque sulle macerie di quel terremoto e quindi una rinascita forte, sociale, comunitaria. Così anche oggi dobbiamo rinascere dopo il disastro della pandemia del Covid e quindi dare segnali di amore e di speranza per tutti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.